nell'uno e nell'altro. Come poter creare nelle comunità un benessere culturale. Ed ecco il tema che è stato qui. Nasce per dare risposta a questo interrogativo la convocazione degli stati generali della cultura della provincia di Milano, dei momenti di confronto e di valutazione collegiale che pongono a disposizione di amministratori, associazioni ed esperti culturali tanti stimoli di riflessione, idee e suggerimenti da cui poter trarre profitto. Si parla di squadra, si parla di unirsi, di fare sinergie. Non ho mai visto né squadre né sinergie, perché praticamente si va ognuno per i fatti suoi. Questo sicuramente di fare bene, non fa sicuramente bene a nessuno. È ovvio e necessario in questo contesto il coinvolgimento di tutto il complesso è sfaccettato dal mondo della cultura, chi la crea, chi la vive e chi la deve promuovere, perché praticamente abbiamo 3 punti che sono 3 punti negativi. Ecco cosa significa fare sistema che non è stato sistema. Possiamo in tal modo favorire una crescita coordinata ed armonica, ma soprattutto condivisa in momenti di creazione artistica e di iniziativa culturale in un nostro territorio provinciale, ponendo in collegamento i luoghi e gli spazi del nostro comprensorio e rappresentando una maniera nuova di vivere e condividere il mondo dell'arte e della cultura che oggi ancora non riusciamo a fare. Finisco perché sono alcuni punti. Il patrimonio artistico del nostro paese, come avete visto, siamo intorno al 20% dei visitatori. Vado avanti. Ecco, maggiore istruzione e maggiore benessere, ricerca di un'esperienza, qualcuno parlava di esperienza del settore, formazione che non viene fatta adeguatamente, soprattutto all'interno dei siti archeologici e dei beni culturali, dove si entra e oltre a darti la brochure se te la danno degli anni, altre volte sono seduti quando sono sparsi all'aperto sotto quella specie di baracchetta a fumare, a leggere e a chiacchierare. Io mi ricordo che sono andato a Ferrara a vedere la mostra di Bottini ed è stato, qualcuno parlava di volontariato, tu parlavi di volontariato. Ebbene, nella la mostra di Bottini e poi nelle altre mostre che c'erano, quella delle pietrature e così via, che cosa ho notato? C'erano tutte delle persone elegantissime, con il badge, con nome e cognome, e non solo erano preparatissime perché facevano, aspetta, gratuitamente, volontariato, ed erano tutte persone abbastanza giovanili, diciamo, ecco, pensionati, che facevano questo mestiere gratis per la città, perché avevano un amore per la propria città che noi non abbiamo per il nostro territorio. E quando noi chiedevamo, io chiedevo a questa gente, ma voi perché lo fate? Perché noi amiamo la nostra città. L'amministrazione, 2 voteranno o 3 voteranno, organizza delle gite e ci fa vedere anche siti museali, archeologici, eccetera, dove noi partiamo volentieri con delle guide specializzate e quando ritorniamo, oltre ad aver fatto un viaggio di piacere, una vacanza, lei e il come definiamo noi, ritorniamo con un bagaglio culturale che prima non avevamo. E questo è quello che noi non riusciamo a fare. Noi abbiamo un certo numero di presenze all'interno dei siti, dei beni culturali, che praticamente i costi sono 100 volte superiori a quelli che sono in mercato. E chiudo. Nel 2011 in media i turisti che hanno soggiornato nelle città d'arte italiane hanno speso mediamente pro capite, lo vedete, hanno speso pro capite 200 circa, anche per il viaggio andate e ritorno, 250 euro, passando dagli 89 euro dei viaggiatori provenienti dall'Italia ai 178 euro degli europei e ai 500 euro dei viaggiatori provenienti da paesi extracomunitari. Ora, tutti questi sono dati che sono dati provenienti da ISNAT e quindi sono dati ufficiali, ma come vedete il tutto è in crescita. Per quanto riguarda la Sicilia, e chiudo veramente, la Sicilia è stata scelta come destinazione soltanto dal 3,5%
da questi turisti culturali. Questo dato si presenta come un elemento di forte riflessione sulla strategia di crescita turistica per il territorio che possiede un terzo di tutto il patrimonio storico, artistico, culturale dell'Italia e noi abbiamo soltanto il 3,5%, soltanto quelle che sono cosiddette immobiliari, cioè niente, le briciole. Questo è quello che abbiamo. Permane quindi una forte difficoltà da parte della Sicilia ad estrarre valore economico dal suo principale vantaggio competitivo, caratterizzato dalla sua cultura. E poi se noi andiamo nell'ultima pagina, questa è la spesa che vedete per i viaggiatori ed è suddivisa anche per i consumi nell'ospitalità, nell'attività ricreativa, ristorazione, bar, caffè, eccetera, eccetera, suddivisa, che poi alla fine tutto questo dà una visione globale di quello che può essere la spesa. Gli italiani preferiscono il Veneto che è tra le destinazioni più gradite, e poi abbiamo Veneto 16, Lazio 15, Toscana 15, Lazio 33, Veneto 25, Sicilia 2,5%. Vantaggio competitivo della Sicilia, e questo è un grafico molto interessante dove vediamo nella linea blu abbiamo i beni culturali della regione siciliana che partono da 2 milioni e 700 per arrivare poi a circa 5 milioni, non sono 30 milioni, bisogna leggere in maniera diversa, è fatto male questo. La scala, quella rossa, è la Sicilia, quindi da 5 milioni arriva a 4 milioni e così via. Questo no, ho finito e via. Per dirvi questi sono, quindi questa è l'ultima frase. Occorre che la Sicilia faccia molto di più e meglio per accrescere la sua attrattività in termini di turismo culturale, ma occorre anche individuare una serie di strategie per offrire al turista culturale una serie di prodotti e degli eventi di qualità in maniera diffusa, coordinata, che riesca a l'aspetto di soddisfare questa